Amici bellini, visto che le notizie di calciomercato sono quelle che sono, io tenevo due opportunità e ho scelto la seconda. Cominciamo. Allora, Canaldo Susin, benvenuto sul canale Do Susin. Iscrivetevi al canale perché io non mollo, nonostante un mercato che non è nemmeno ancora aperto e già mi ha esaurito. Bernardeschi sta venendo, Bernardeschi è fatto, no, Bernardeschi è chiuso completamente, no, non si fa più, non si è mai fatto, non c'è stato mai offerto. Vabbè, lasciate un like per me, che per darvi un contenuto che sia degno di nota e non solamente un saluto, che pure di cortesia pure potrebbe essere carino, mi sono guardato Macedonia del Nord Georgia, una partita, e vi posso dire adesso perché ho visto il primo tempo, poi alla fine del video avrò visto anche il secondo tempo. Un primo tempo bruttino, quindi lasciate un like di pietà per me che ho voluto guardare questa partita per darvi qualcosa di Napoli, qualche contenuto napoletano. E io vi posso dire nel frattempo che adesso siamo in pausa, se fine primo tempo, è la partita proprio di Kvaratskhelia e Elmas, perché stanno giocando solo loro, formazioni non chiarissime, io poi non conoscendo dentro e fuori i mister insomma delle due squadre, mi sembra di intravedere un 4-2-3-1 della Macedonia, con Elmas sotto punta liberissimo di svariare su tutto il fronte d'attacco. Se andate a vedere le formazioni, Elmas lo portavano esterno destro? No, ma assolutamente no. Quindi su questo siamo proprio certissimi. Elmas sotto punta che veramente finisce dappertutto, mentre Kvaratskhelia parte a sinistra, ma mi sembra in questa giornata, il piano gara, una sorta di seconda punta in un 4-4-2 un po' più classico, quindi può essere considerata anche un sottopunta in un eventuale 4-2-3-1. E anche lui svaria, anche lui l'abbiamo visto a destra delle volte, anche le formazioni delle TV lo portavano a esterno destro, ma è assolutamente falso, perché lo ritroviamo a sinistra, lo ritroviamo anche davanti alla prima punta molto spesso, perché la Georgia ha puntato insomma quasi a una difesa e contropiede, e visto che la caratteristica migliore di Kvaratskhelia, a quanto ho visto in questo primo tempo, è la velocità e lo spunto, stanno tentando di lanciarlo in velocità. Io vi dico subito che in questo primo tempo pressing aggressivo al 10° minuto di Kvaratskhelia e tiro debole parato facile. All'11° Zizi in angolo sul dribbling di Elmas, perché Zizi ha fatto la copertura. Importante questa cosa qua, perché non è che uno che pensa solamente all'attacco, anche da seconda punta, in questo caso alla sinistra, ha continuato a seguire e ha messo in angolo proprio sul tentativo di dribbling di Elmas. Al 15° Zizi ce lo ritroviamo a destra, quindi sta giocando da seconda punta intorno alla punta, mentre Elmas si trovava a sinistra, quindi proprio spettacolare questa cosa qui. Al 20° dribbling di Elmas, prende 2 calci e guadagna un cartellino giallo, a parte di questo cacacazze, che poi no, è cacabazze, il giocatore georgiano. Al 23° pressing di Zizi, solitario e protesta con i compagni, un po' di personalità, che facile pressa solo a me. Zizi al 27° dalla sinistra, dribbling fallito, attenzione ai dribbling falliti. Al 29° dopo 2 minuti si ripete, contropiede di Zizi, dribbling fallito. Al 31° Elmas parato, quasi alla Mertens, arrivava da dietro e tira al volo. Al 37° Zizi, dribbling riuscito, spunto in velocità in contropiede e anche lui guadagna un giallo. E al 39° Elmas da destra, quindi in una posizione dove a noi non ci piace, 1-2, ritorna il pallone, tiro di sinistro parato. Insomma, Elmas il più vivace, Kvaratskhelia il più cercato dei georgiani. Andiamo al secondo tempo. E allora, sì, no, perché a questo punto, dopo aver visto il secondo tempo, il ragazzo ha segnato. Allora, io mi sono scritto, tra l'altro ha segnato pure Osi, e se vedete su alcuni website dicono che ha segnato di testa. Non è vero! Di rapina.
Ed è importantissimo che abbia segnato anche Osi, perché adesso vi dico una cosa su Kvaratskhelia, abbiate pazienza. Allora io scrivo, dato che mi stavo annoiando, manca precisione nella rifinitura e anche ritmo, purtroppo sì. Corner al 50esimo, corner di Zizio, bello a uscire, un bellissimo calcio sui calci piazzati. Non so se può battere anche le punizioni, probabilmente sì. Mi piace molto come batte il calcio d'angolo. Attenzione, gol di Zizivaz, dove non partecipa Kvaratskhelia, e poi gol di Kvaratskhelia. Dribbling, tiro secco, cioè fa il dribbling, la finta, una vera e propria finta, poi si riporta il pallone sul destro, da fuori aria, da parecchio lontano, tiro secco, quindi non a giro per forza, non da piazzare così, secco, fortissimo, mezza paperotta del portiere si deve dire, perché mezza paperotta non riesce proprio, però va detto che questo sente il gol nel sangue e lo immagina prima di provarlo in diversi modi, segna in tantissimi modi diversi. Questo secondo me è importantissimo, al di là della qualità dei portieri, degli avversari, eccetera eccetera. Quindi c'ha il tiro secco, c'ha il gol nel sangue, bene. Al 67esimo fuori gioco, ma fa un bellissimo assist, parte in fuorigioco Zizio, si fa tutto praticamente la metà campo da solo e davanti al portiere con freddezza alza la testa e serve il pallone a porta vuota al compagno, però era fuori gioco. Al 72esimo succede la Muresca, perché Bardi reagisce. Bardi tra l'altro non mi dispiace, un centrocampista interessante della Macedonia. Succede la Muresca e Zizio, dato che Elmas va a prendersi pure la questione, Zizio si va a prendere un pochino Elmas, non che si siano afferrati tra di loro, ma quasi come a dire almeno risolviamola tra di noi amichevolmente, non ci appiccichiamo perché noi poi dobbiamo uscircene insieme, eccetera eccetera. Bene così. Al 74esimo ancora una palla rubata da Zizio che stava come un pazzo oggi. 76esimo Elmas, dribbling anche lui secco, tiro deviato e poi una sorta di infortunio, credo qualcosa di leggero perché poi se ne esce con i piedi suoi, però si toglie parastinchi, fasciatura, lascia tutto a terra, fa un macello Elmas eccetera eccetera. E poi all'81esimo Kvaratskhelia prende una mezza comitata qui sul volto, fa un po' di teatro, diciamo. Io voglio sempre ribadirlo, no alle simulazioni, puniamo le simulazioni perché il calcio e Pepe non mi piace più e mi piace solo il Napoli perché è così, però un po' di teatro, ma il colpo l'aveva preso ed esce e poi segna pure il 3-0. La Macedonia perde, la Georgia che vince. Signori, ha segnato Osimhen. Io ve lo dico adesso, da quello che ho visto di Kvaratskhelia, per me questo ragazzo, se non si conferma a Mertens, se su Zielinski non siamo sicuri, caro Spalletti, ascoltami bene, lascia il like, metti Kvaratskhelia dietro Osimhen, fallo giocare alla Mertens, dagli la libertà di pizzicare perché Kvaratskhelia è veloce e pizzica e vuole rubare palle e fa fase difensiva, però non lo relegare su una fascia, che lo blocchi su una fascia e deve fare le catene col terzino. Credetemi assai. Su una fascia mettici Lozano, su un'altra ci metti Politano, Politano se ne va, dobbiamo vedere un pochino, un ass, magari Lozano da una parte e Elmas dall'altra. Elmas e Kvaratskhelia si possono anche, perché anche Elmas ha giocato a tutto campo, ma Kvaratskhelia sotto punta, signori miei, a me convince tantissimo, libero di svariare, di andare a prendersi gli spazi dove li trova, di rubare palla, è veloce, tira, può arrivare al rimorchio e tira in vari modi, è alto e quindi può anche fare qualche, perché bisogna riempire l'aria, perché il gol di Osimhen è stato di rapina, perché quando lui stava attaccando il primo palo, insomma stava in quella, la palla arriva sul secondo palo, c'è un giocatore della Nigeria che colpisce di testa Maluccio e Osi di rapina la palla vagante la va a ribadire. Riempiamo l'aria, signori. Io comincio a diventare ottimista se vedo queste cose qua quest'anno, perché è quello che proprio ci è mancato, riempire l'aria, far sentire meno solitudine Osimhen e vediamo di fare un bel campionato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, con la felicità di aver visto un po' di partita, un po' di campo, perché non ce la faccio più a parlare. Ospina, non si trova Ospina, dove è Ospina? Così. Mario Rui, lo scambio con Luis Alberto, ma fatemi il piacere. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.